L'onorevole Giuseppe Arena, Peppe Arena. Care amiche e cari amici, militanti del Movimento per le Autonomie, un caro saluto anche alla componente di governo regionale e alle altre forze politiche presenti qui alla nostra Assemblea regionale. Sicuramente un'esperienza importante quella di questa calda giornata di fine giugno, nella quale emergono spunti interessanti, nella quale si è dato spazio ai tanti giovani e meno giovani che magari si affacciavano alla ribalta o acchiappavano il microfono da un podio di un partito così importante solo per la prima volta. Io ritengo che qualche riflessione, qualche veloce riflessione debba essere fatta assieme a voi oggi pomeriggio, partendo da un presupposto e da un dato di fatto, da una lucida e cinica registrazione della realtà quasi giornalistica che purtroppo, amiche e amici, vede ancora oggi il governo nazionale che guida questo Paese disinteressarsi scientificamente della nostra terra, disinteressarsi scientificamente di un mezzogiorno d'Italia che aspetta da tanto, troppo tempo risposte, disinteressarsi in maniera criminale della nostra terra. Da quasi 3 anni sforzi sicuramente importanti sono compiuti dal Presidente Raffaele Lombardo e dal suo governo regionale, con un Parlamento che indubbiamente sta producendo un buon numero di leggi. Ma nonostante questo, nonostante una stagione indiscutibilmente sotto i riflettori di analisti politici e di chiunque altro può sicuramente essere giudicata la stagione di riforma e di rinnovamento più importante che ci sia stata nella nostra terra, non esito a dirlo, dal dopoguerra ad oggi, ancora oggi purtroppo registriamo vergognose scelte di un governo nazionale che ci vuole penalizzare e che ha paura di questo nuovo modello Sicilia. E allora io, che ho la possibilità, senza volere rubare lo spazio, perché so che dopo l'onorevole D'Agostino parleranno ancora amiche e amici che non avevano mai parlato in precedenza, colgo l'occasione per spingere il Presidente Lombardo, che in maniera più o meno larvata negli ultimi mesi dà alcuni accenni a quello che sembra il sogno di alcuni amici che io saluto con piacere, che sono gli amici del MIS, i separatisti. Anch'io da qualche mese ho preso la tessera. Allora, Presidente Lombardo, io ti chiedo di continuare avanti per questa strada, di continuare dritto per questa strada, perché anche all'interno del Movimento per le Autonomie, l'unico vero grande partito del popolo siciliano, non quelli contraffatti che tentano con una improbabile tentativo di appropriazione indebita di usurpare alcuni appellativi, meridione, meridionale, Sicilia, sicilianisti e sud. Allora io ti chiedo di andare avanti, non è peregrino, non è una bestemmia, non è blasfemo pensare ad una Sicilia che, se non è seguita, se non è ascoltata, se non è attenzionata da questo governo, può pensare di farsi la strada da sola. L'altro giorno mi hai detto di andare avanti su quello che è un antico sogno di alcuni, di tanti siciliani, che era quello dei casinò. Voi sapete benissimo che la risposta che ci viene data in maniera noiosa, ossessiva, stucchevole, sempre uguale, sempre la stessa. Ricordo dai tempi di ministri degli interni di una ventina d'anni fa fino a quelli di oggi, è che siccome in Sicilia c'è la mafia, siccome in Sicilia ci sarebbe il problema del riciclaggio, i casinò, grande occasione di sviluppo, grande vetrina permanente che potrebbe proiettare finalmente la nostra terra nel mondo, non possono essere realizzati. E so anche che tu, Presidente Lombardo, per tue convinzioni etiche, morali, religiose, personali, sei lontano da questa idea.
Ma io ti dico che se ce ne sono 175 in Francia, 21 in Slovenia, 89 in Olanda, 5 in Belgio, 71 in Germania, ce ne sono 3 nella dirempettaia Malta che tanto invidiamo, e se è vero come è vero che il consuntivo del Comune di Venezia del 2009, c'è questa voce, assessore alle finanze della regione siciliana, 231 milioni ricevuti dal Casinò di Venezia. Se Sanremo nel 2009 come comune ha ricevuto 81 milioni e se il piccolo comune di San Vincent ha ricevuto 79 milioni di euro, allora pensare di aprire nella nostra terra di Sicilia, mafiosa quanto può essere l'Ungheria, la Russia, la Cina, l'Emilia Romagna, il Piemonte, il Veneto e la Valle d'Aosta, si devono aprire i casinò. Si rilancia il turismo, si rilancia l'economia, ci sono i posti di lavoro, 650 sono gli occupati a Venezia contro i 400 di Sanremo, riparte il turismo e soprattutto si ridà fiato e vigore alle speranze del popolo siciliano, che non può più perdere occasioni e chance, non può più perdere occasioni di sviluppo. E allora questa azione importante del Movimento per le Autonomie, che oggi dialoga in maniera sempre più serrata, fitta, concreta e proficua con quella parte che io amo definire sana e intelligente, che è il 99,9% di un partito, che è il Partito Democratico, che saluto con affetto ed amicizia, e con altri partiti che compongono il terzo polo, che sono stati qui presenti, e col gruppo dei responsabili nel senso nobile del termine, nemmeno lontanamente paragonabili a chi invece irresponsabilmente continua ad appoggiare un governo nazionale che affossa questa terra. E allora io ti dico, Presidente, continuiamo così, amiche e amici del Movimento per le Autonomie, continuiamo così, e se serve, agitiamolo noi lo spettro dell'indipendenza della Sicilia, noi che culturalmente, noi che geograficamente, noi che storicamente, noi che socialmente, noi che siamo realmente staccati dall'Italia e che avremmo invece il problema di ricongiungerci, allora potremmo parlarle noi di questi temi, che non sono temi eretici, che non sono temi, ripeto, blasfemi, ma sono temi di grande attualità. Se c'è qualcuno che inventò l'uovo di Colombo 20 anni fa e che anno dopo anno ha eccitato, perché Presidente noi dobbiamo tornare a eccitare il popolo siciliano come voi avete fatto sin dal primo giorno della nascita di questo partito, quando anche io guardavo con ammirazione, con stupore, dal partito nel quale militavo e che si avviava ad una consunzione naturale, così come gli schieramenti tradizionali, che oggi soffrono questa grave crisi di identità, questo grave scollamento rispetto ad una base che non li riconosce più. In un'era fortemente post-ideologica come la nostra, oggi in Sicilia più che in altre parti si avverte la forte esigenza di parlare una lingua nuova. Al Presidente Lombardo l'altra notte, in uno dei nostri colloqui notturni, ho chiesto di cominciare a parlare una lingua più ruvida, più diretta, anche più leghista nel senso non odioso di coloro i quali ci odiano, ma più leghista nel senso più radicata e radicale all'interno di ragionamenti che riguardino solo ed esclusivamente noi. Io ritengo che continuando su questa strada, questo partito e questa esperienza di governo e questa esperienza politica possa sicuramente continuare a crescere, contagiando positivamente anche altri sistemi che sono entrati ormai in cortocircuito. Mi riferisco a quelle formazioni politiche che oggi non riescono più a offrire una ricetta, una formula per la risoluzione dei mali e dei guasti di questo Paese. Invece, siccome noi, assieme agli alleati dell'UDC, di Futuro e Libertà, dell'API, di questa simpatica, competitiva e preparata
nuova formazione che nasce all'Assemblea regionale e di quanti altri vorranno guardare con simpatia non a noi come soggetto politico, ma al ragionamento politico che nasce in questa terra solo ed esclusivamente nell'interesse dei siciliani, allora sì che potremo sicuramente attrarre. Noi dobbiamo attrarre consensi parlando una lingua nuova, rilanciando una nuova stagione che possa all'esterno di questo palaghiaccio, con questo caldo, cercare di andare ad intercettare non gli scontenti o i delusi, ma il pensiero della gente che non può assolutamente essere riassunto nel voto di Pisapia o di Grillo. Non posso pensare che quello che io ho amato definire con alcuni amici in questi giorni come il voto di Cicciolina 20 anni dopo, questo è secondo me il voto dato a De Magistris a Napoli e il voto dato a Pisapia. È un voto di protesta. Anche noi invece, che contrariamente a questi neosindaci di Napoli e di Milano abbiamo una proposta, possiamo cercare di infilarci in questo corridoio che oggi si apre con la nostra proposta per cercare di intercettare la protesta. Una proposta che intercetta la protesta può solo venire da questa ed altre assise del nuovo unico grande partito del popolo siciliano che assieme, e concludo amiche e amici, a tutti coloro i quali si riconoscono, una volta Lombardo fu criticato perché sembrò arrogante il suo con chi ci sta. Io ritengo che quella, senza pretendere di essere colui il quale smorfia un lombardo pensiero, che è stato chiaro, sintetico, univoco sin dal primo giorno, invece sia comprensibile a tutti. Chi ci sta non sono solo gli amici coi quali oggi brillantemente camminiamo negli interessi della regione. Chi ci sta saranno sicuramente i tanti siciliani e poi ci auguriamo calabresi, pugliesi, molisani e perché no, io saluto i laziali, gli emiliani e tutti coloro i quali sono presenti oggi alla nostra assise avendo sopportato un viaggio di tante ore perché credono in Lombardo, nel suo ragionamento, nel Movimento per le Autonomie. Dicevo, un ragionamento nuovo che possa costituire una certezza. Sicuramente oggi i siciliani hanno una certezza. Hanno la certezza di avere un partito e un presidente della regione che non li tradisce, che non li abbandona, che non li vende, che non si gira dall'altro lato o va in bagno come la stragrande maggioranza della rappresentanza parlamentare di Camera e Senato di altri partiti che eletti in Sicilia non si sono mai segnalati, amiche e amici, per leggi o disegni di legge o atti o scelte coraggiose a favore dei siciliani. Siccome noi di questi problemi non ce ne abbiamo, a Roma, e concludo, siamo pochi e cresceremo sicuramente nella prossima competizione. Siccome noi abbiamo, a proposito di correnti, un unico ed indiscusso leader che si chiama Raffaele Lombardo, a cui tutto il movimento deve necessariamente, non potrebbe essere altrimenti, fare riferimento, allora noi a casa nostra, con i piccoli e grandi ragionamenti delle assemblee regionali, così come dei piccoli comitati spontanei che nascono giorno dopo giorno in ognuno degli oltre 300 comuni siciliani, dobbiamo cercare di serrare le fila, tornare in mezzo alla gente e gridare viva la Sicilia, viva i siciliani, viva il Movimento per le Autonomie. Grazie.